Buonasera e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. L'aumento degli indicatori dell'ultima settimana e la variante inglese preoccupano la regione. La task force Covid-19 è al lavoro in queste ore, sul tavolo anche l'eventuale chiusura delle scuole. Primo servizio della giornata. La task force Covid-19 del Friuli Venezia Giulia è al lavoro per l'analisi dell'andamento dei dati. Preoccupa l'aumento degli indicatori dell'ultima settimana. È con questo tweet che il vicepresidente della regione Riccardi lancia l'allarme sull'innalzamento degli indici di positività. Il rapporto positivi tamponi in una sola settimana è passato dal 3 al 5%. Anche oggi sono stati registrati 468 casi. Sono saliti seppur di poco di circa 10 unità in 7 giorni ricoverati in terapia intensiva e negli altri reparti Covid. Ma ciò che desta maggiore preoccupazione sono le infezioni. Nelle scuole materne ed elementari, dove la variante inglese ha messo in quarantena per la prima volta intere classi, ma anche istituti. E questo è il motivo che sta spingendo la Regione a pensare seriamente di richiudere le scuole di ogni ordine e grado, come era accaduto il 23 febbraio di un anno fa. Da parte sua l'opposizione con il segretario del PD Cristiano Sciauli ritiene opportuna la presa di coscienza di Federica per una pandemia ancora da vincere, ma aggiunge: chiediamo messaggi chiari ai cittadini e un pizzico di coerenza, la scuola non è l'ultima ruota del carro. Nel frattempo anche il CTS afferma che esiste un impatto dei nuovi contagi nelle scuole, seppur differenziato, e se da un lato esiste un pressing da parte delle regioni a prendere immediate decisioni sulle scuole già a partire da lunedì, dall'altro la Campania anticipa tutti. Il governatore De Luca ha detto stop alle lezioni in presenza fino al 14 marzo. C'è anche una nota del CTS in seguito alla riunione che si sta svolgendo proprio in queste ore, in base alla quale poi verrà stilato un verbale dal quale potrebbero arrivare proprio indicazioni che saranno valutate dal governo in vista del nuovo DPCM. Prevedono lezioni a distanza in tutte le scuole nelle zone rosse regionali o in quelle locali, ma anche oltre il superamento di una determinata soglia di incidenza, a prescindere dal colore. Una delle quote in discussione sarebbe quella dei 100 casi ogni 100.000 abitanti. E contro questa eventuale chiusura nuovamente delle scuole un anno dopo si schierano sia i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di Udine sia il comitato priorità alla scuola. Parla in particolare, lo sentiremo, il dirigente scolastico del terzo comprensivo di Udine, Paolo De Nardo, che dice fare tamponi rapidi a tutto il territorio e progettare un rientro a scuola in sicurezza piuttosto che pensare alle chiusure. Sentiamo. Vorrei capire chi accudisce i bambini mentre stanno a casa se i genitori sono al lavoro. Questa è una preoccupazione non da poco. In ogni caso io penso questo, che ci sia una gerarchia di priorità in questa fase. La priorità è contenere la pandemia, per cui se ci sono dei rischi connessi alla frequenza delle scuole è giusto che vengano chiuse. Però io ritengo che accanto a questo ci debbano essere anche altri interventi. Prima di tutto bisogna avere tempi certi, bisogna avere vaccini rapidi e in particolare partendo dalle maestre della scuola dell'infanzia e dalle insegnanti di sostegno, che sono quelle maggiormente esposte per il lavoro che fanno a rischio di contagio. Ci vogliono test rapidi su tutto il territorio regionale, in modo tale che quando eventualmente si riprende la scuola questi vengano svolti direttamente a scuola in maniera tale da ridurre al massimo la possibilità di quarantene e quant'altro. È una contrapposizione che non ci aspettavamo, anche perché negli incontri che abbiamo avuto anche con l'assessore Rosolén, la garanzia era che si chiudessero le scuole nel momento in cui ci fossero delle gravi situazioni sanitarie all'interno della scuola. Adesso si sta facendo una contrapposizione con le aziende che si fa difficoltà a capire, anche perché chiudere le scuole in zona gialla vuol dire che i ragazzi continuano a uscire, continuano a girare e sicuramente non contribuisce in nessun modo a ridurre il contagio. Sui bambini più piccoli è vero che c'è un aumento dei numeri, ma è semplicemente dovuto al fatto che essendo una variante più aggressiva e più rapida nella diffusione, lo sta diventando anche sui bambini più piccoli, ma è aggressiva a tutti i livelli, quindi la chiusura sulle scuole è assolutamente senza senso. Nel frattempo oggi sono iniziate all'ospedale di Udine le prime vaccinazioni di insegnanti e dei tecnici amministrativi. In 500 si sono presentati, domani sarà la volta di altri 400 docenti, la prima dose si concluderà il 28 marzo. Sentiamoli. Mi sono appena vaccinata
e la cosa migliore da fare è questa, così se noi adulti stiamo bene, siamo protetti, di conseguenza proteggiamo anche i bambini. Fabiana è una delle prime 500 insegnanti che oggi si sono sottoposte alla prima dose di vaccinazioni AstraZeneca all'ospedale di Udine. 5.000 finora quelli che si sono prenotati per l'immunizzazione. Il 28 marzo si concluderà il primo ciclo. Per molti di questi docenti i 2 mesi sono stati un'attesa, per altri l'inizio della fine di un incubo, visto che la variante inglese rappresenta oggi più che mai una minaccia delle scuole materne ed elementari. Ma devo dire che i bambini sono comunque molto bravi, molto rispettosi delle regole. Certo credo che un minimo di rischio ci sia come in qualsiasi altro lavoro e in altro ambiente, però i bambini sono molto bravi, quindi devo dire che in questo ci aiutano tanto. Vi aspettavate di fare la vaccinazione magari un po' prima, magari come categoria a rischio? Ma no, in realtà anzi sono rimasta sorpresa comunque che i tempi siano stati così veloci anche per noi, quindi sono contenta. Siamo a rischio, ma soprattutto la nostra materia è difficile da svolgere perché non si può suonare, non si può cantare e quindi stiamo facendo attività diverse sull'ascolto oppure strumenti dove non si soffia, come i metallofoni che appunto abbiamo ordinato e arriveranno perché ci sono stati ritardi anche nelle consegne perché i docenti di musica hanno dovuto cambiare la loro programmazione, progettazione e quindi sì, per la nostra materia il Covid ha influenzato tantissimo. Voi avete visto poco i vostri studenti quest'anno? Quest'anno sì, ormai è un anno Mancano a settimane alterne, quindi mancano un po'. e mancano sicuramente. Magari adesso con le vaccinazioni potrebbe andare meglio. Speriamo che si vaccinino tutti così si rientra a pieno regime. Parliamo ora del Comune di Udine. Dopo la rissa di via Vittorio Veneto, la Prefettura ha convocato il Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Il sindaco Fontanini chiede provvedimenti, ma l'opposizione si scaglia contro l'operato del primo cittadino. Serve maggiore determinazione da parte delle forze dell'ordine. Io stamattina ho scritto una lettera al questore chiedendo che ci sia più presenza di forze dell'ordine in città. Ricordo che le forze dell'ordine sono rappresentate dai Carabinieri, dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza e dalla nostra Polizia locale. E oltre a essere più presenti ho chiesto al questore che queste persone siano identificate e espulse dalla città. Lunedì c'è il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, che è l'organismo preposto per affrontare i casi di emergenza. Siamo in una situazione emergenziale e quindi le forze responsabili delle varie forze di polizia lunedì si confronteranno anche con me, con il prefetto, con lo stesso questore, per fare il punto della situazione e vedere di prendere dei provvedimenti più determinati, più forti per arginare questi fenomeni. Però fuori da queste cose un po', insomma, un po' cafoncelle anche istituzionalmente, credo che al questore piuttosto che al prefetto è meglio telefonargli e cercare di trovare una soluzione insieme. Mi sembra che il sindaco dopo 3 anni che è qui, non so, forse qualche domanda se la deve fare, se sta facendo tutto quello che serve. Non bisogna generalizzare, bisogna aggredire i problemi seriamente. Fontanini non è in grado di fare perché il suo DNA è fare propaganda. Lui ha giocato la carta della sicurezza, adesso si ritrova una città che non è mai stata così problematica e la colpa cerca di scaricarla sulla questura. Nel frattempo c'è un'altra querela che riguarda sempre il Comune di Udine intorno a 3 alberi eliminati da Piazza Belloni. Oggi il Comitato Autostoppisti ha lanciato una petizione per ripiantarli a fine lavori e questa è la situazione prima e dopo l'abbattimento dei 3 alberi. I 3 gradini, dice il portavoce Ivano Marchiola, potevano facilmente essere resi accessibili senza abbattere alcun albero sano. Ora crediamo che il minimo sia il ripristino completo del verde nell'area. Marchiola a questo punto chiede anche un confronto sul verde pubblico con l'amministrazione sulla proposta che il Comitato ha consegnato a tutto il Consiglio Comunale 6 mesi fa. Vogliamo venga discussa apertamente e votata, conclude, perché così non si può più andare avanti.
La cronaca, un uomo della Bassa Friulana è finito in manette perché ubriaco ha fatto irruzione in casa della ex, lo hanno bloccato per tempo i carabinieri prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Dopo aver bevuto troppo l'uomo infatti ha deciso di raggiungere la casa della sua ex, una donna che vive nel comune di Cervignano. È entrato con forza nell'abitazione di lei dove vive con 2 figli minori e ha cominciato a minacciarli e insultarli in preda ai fumi dell'alcol. Si è messo anche a dare calci a mobilio, danneggiando gli arredi della sua casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cervignano. Invece di calmarsi, l'uomo ha cercato di colpire anche loro senza riuscirci. Nessuno è rimasto ferito. L'uomo è finito in manette. Spacciavano chili di cocaina in Friuli e sono stati arrestati. Si tratta di un 33enne dominicano che riforniva Udine e la Bassa Friulana e di un coetaneo italiano che vendeva droga anche nella zona collinare. L'8 maggio 2020, all'esito di un'articolata attività investigativa, erano stati fermati a Udine con 700 grammi di cocaina, 2 cittadini dominicani, un uomo e una donna, in Italia da diversi anni. Le indagini sono poi proseguite da parte della squadra mobile sotto la direzione della Procura di Udine, che hanno permesso di raccogliere sufficienti prove nei confronti dei 2 trafficanti, che hanno permesso poi al GIP del Tribunale di Udine di spiccare l'ordine di arresto. La misura restrittiva carceraria nei confronti del 33enne italiano si è resa indispensabile poiché è risultato nel corso dell'operazione antidroga uno dei più attivi acquirenti di cocaina. C'è da registrare oggi anche un violento scontro tra un'auto e una moto a San Leonardo, ferito gravemente il centauro che viaggiava con il figlio. Ecco qui le immagini, è successo poco dopo le 13 di oggi, sul posto elicottero sanitario, vigili del fuoco, carabinieri della compagnia di Cividale del Friuli. Nell'impatto ad avere la peggio è stato il centauro che, rovinato sull'asfalto, è rimasto ferito seriamente, è stato trasportato in volo all'ospedale di Santa Maria Misericordia di Udine. Voltiamo decisamente pagina. Lunedì 1 marzo si celebrano i 60 anni delle Frecce Tricolori, compleanno anomalo per la pattuglia acrobatica nazionale, simbolo di italianità e professionalità. Sentiamo. Il 1 marzo si celebrerà l'importante ricorrenza del 60° compleanno delle Frecce Tricolori. In questo giorno, nel 1961, giunsero a Rivolto, provenienti dalla 4ª Aerobrigata di Grosseto, i primi 6 velivoli F-86E. La PAM nel 2020 avrebbe dovuto celebrare la sua 60ª stagione acrobatica con un grande evento internazionale. L'aeronautica militare, a causa della pandemia, ha però responsabilmente ritenuto di rimandare l'evento a quest'anno con modalità che dipenderanno direttamente dai limiti imposti dalla situazione emergenziale in atto. In questo periodo così difficile, nel solco di questa importante funzione simbolica della pattuglia acrobatica nazionale, lo scorso anno c'è stato dal 25 al 29 maggio uno storico sorvolo di tutti i capoluoghi di regioni italiani e sulla città di Codogno, prima zona rossa italiana. L'abbraccio tricolore, questo nome attribuito allo storico sorvolo, è stata un'impresa fortemente voluta dagli stessi cittadini italiani e fatta propria dal vertice del Ministero della Difesa. Le frecce tricolori sono conosciute e apprezzate e portano in tutto il mondo il nostro tricolore, ha affermato il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, generale di squadra aerea Alberto Rosso, alla vigilia del compleanno. Esse sintetizzano tutto quello che è tecnologia, passione, capacità, competenza e professionalità che l'Italia è in grado di esportare e portare nel mondo. Queste le bellissime immagini delle Frecce Tricolori. Passiamo invece al calcio. L'Udinese domani partita contro la Fiorentina. Ha parlato oggi Gotti e dice: mi aspetto una gara corta ed estremamente equilibrata, ma questo sulla carta, poi gli episodi in campo determinano il vantaggio o lo svantaggio, fanno aumentare gli spazi e tutte e due queste squadre sanno giocare, sanno approfittare dei vantaggi loro concessi. Questo è il motivo di una preparazione accorta da entrambe le parti, ma poi il calcio ci stupisce sempre, le cose possono cambiare velocemente. Ci sono anche brutte notizie per l'Udinese, non recuperano né Deulofeu né Oweyan, che non saranno quindi disponibili. Nella formazione titolare ci potrebbe essere spazio quindi per Makengo e Molina. Oggi invece, dopo 2 sconfitte consecutive, è arrivato il pareggio per il Pordenone contro l'Ascoli, 1-1, e i neroverdi rimangono a 4 punti dalla zona playoff. Sentiamo l'intervista. Un pareggio che alla fine ci sta nell'andamento della partita. Mi dispiace perché alla fine si è in vantaggio e
abbiamo preso gol su una ripartenza alla fine. Mentre nel primo tempo, dopo il gol, abbiamo avuto qualche possibilità di andare a far male, di poter fare il secondo gol, però alla fine penso che il pareggio sia un risultato giusto. Guarda, partiamo dal fatto che venivano da 2 sconfitte e non muovevamo la classifica, quindi prendiamoci questo punto. C'è un po' di rammarico perché oggi la volevamo vincere, però c'è da fare anche i conti con l'avversario, quindi ritorniamo a fare punti e ripartiamo da questo punto. Guarda, dal campo sicuramente il primo tempo abbiamo fatto un gran primo tempo, dove forse dovevamo lì sfruttare più quello che era l'inerzia della gara, perché siamo riusciti a sbloccarla, l'abbiamo portata subito alla nostra. Purtroppo poi il secondo tempo ci siamo un po' abbassati, poi un po' l'Ascoli si è fatta sotto e hanno pareggiato e non siamo più riusciti poi a riportarla dalla nostra. Non ci sono notizie dell'ultimo minuto, è tutto per questa sera, vi auguro una buona serata ovviamente, sempre su Telefriuli, grazie, arrivederci.